Eder. Mech. Pallister. Il caso di Liliana Resinovic è uno di quei misteri intricati che continuano a suscitare fascino e inquietudine. La scomparsa e la successiva scoperta del suo corpo hanno sollevato una serie di domande che ancora oggi restano senza risposta. E gli indizi emersi hanno solo contribuito a complicare ulteriormente il quadro. Ora esploreremo in dettaglio gli elementi noti del caso, le ipotesi investigative e le implicazioni che questi possono avere. Liliana Resinovic scomparve in circostanze che furono immediatamente considerate sospette. La sua assenza fu segnalata dai suoi cari, e le ricerche iniziarono senza indugio. Tuttavia, il ritrovamento del suo corpo avvenne solo dopo un notevole lasso di tempo, in un luogo che sollevò dubbi sull'ipotesi di un decesso naturale. La vicinanza della data del ritrovamento a quella del presunto decesso suggerisce fortemente un tentativo deliberato di occultare il corpo. Nel corso delle indagini, sono emersi diversi elementi che hanno orientato gli investigatori verso specifiche direzioni. 1. Mesalazina assente. Uno degli aspetti più enigmatici riguarda la mesalazina, un farmaco che non risultava essere parte della terapia né di Liliana né del suo partner Sebastiano. L'assenza di questa sostanza dai loro regimi terapeutici solleva interrogativi sulla sua presenza nella vicenda. 2. Idrossichinolina nelle creme. Un altro elemento di rilievo è la presenza di idrossichinolina, una sostanza chimica presente in alcune creme depilatorie prodotte in paesi dell'Est Europa. Questa sostanza è vietata in Italia dal 1989, il che implica che Liliana o qualcuno vicino a lei avesse accesso a prodotti non conformi alle normative italiane. Questo dettaglio potrebbe indicare una connessione internazionale o l'acquisto di prodotti attraverso canali non ufficiali. 3. Assenza di DNA conosciuto. La scoperta che né Sebastiano né Claudio, così come Salvo, avessero lasciato tracce di DNA sui sacchi, il cordino e gli indumenti di Liliana è significativa. Questo suggerisce che questi individui non fossero fisicamente coinvolti nella manipolazione degli oggetti legati al ritrovamento del corpo. 4. DNA maschile sconosciuto. Forse il più importante degli indizi è la presenza di DNA maschile non identificato su 2 porzioni degli slip indossati da Liliana al momento del ritrovamento. Questo elemento apre una serie di possibilità investigative, tra cui la presenza di un individuo sconosciuto sulla scena del crimine o un contatto intimo con un uomo non identificato. Gli elementi sopracitati indirizzano le indagini verso 2 ipotesi principali. Sequestro di persona. L'ipotesi di un sequestro è avvalorata dall'assenza di DNA delle persone conosciute e dalla presenza di tracce genetiche di un individuo sconosciuto. Questo scenario implica un'azione premeditata, con l'intento di nascondere il corpo fino a quando non fosse sicuro rivelarlo. La presenza di sostanze non comuni e prodotti esteri potrebbe indicare una pianificazione meticolosa da parte di uno o più soggetti con accesso a risorse o contatti internazionali. Allontanamento volontario. L'altra ipotesi è che Liliana si sia allontanata volontariamente, forse con un uomo non conosciuto. La presenza di DNA maschile intimo potrebbe suggerire una relazione con un soggetto che non faceva parte del cerchio familiare o amicale conosciuto. In questo scenario, Liliana potrebbe essere stata indotta ad allontanarsi sotto coercizione psicologica o attraverso una manipolazione emotiva. Per comprendere appieno le dinamiche del caso, è essenziale considerare anche il contesto personale di Liliana. Le relazioni interpersonali, eventuali conflitti o segreti personali potrebbero fornire ulteriori spunti per le indagini. Inoltre, l'accesso a prodotti chimici banditi in Italia e la presenza di sostanze estranee suggeriscono la possibilità di connessioni meno visibili, che potrebbero rivelare aspetti sconosciuti della vita di Liliana. È importante esaminare chi nella sua cerchia ristretta avesse interesse o motivazione a causarle del male, o chi avrebbe potuto influenzarla a prendere decisioni inusuali. Amici, colleghi e conoscenti devono essere considerati come potenziali fonti di informazione che potrebbero illuminare aspetti meno conosciuti della sua esistenza. La scomparsa e la morte di Liliana hanno avuto un impatto significativo non solo sulla sua famiglia e i suoi amici, ma anche sulla comunità più ampia, che è rimasta scossa da un evento così tragico e misterioso.
Casi come questo sollevano importanti questioni sociali e psicologiche. La paura e l'incertezza che derivano da un crimine irrisolto possono influenzare il senso di sicurezza di una comunità e mettere in discussione la fiducia riposta nelle istituzioni incaricate di proteggere i cittadini. Inoltre, il caso mette in luce le difficoltà che le forze dell'ordine affrontano quando indagano su crimini complessi e senza un movente apparente. La pressione pubblica e mediatica può sia aiutare che ostacolare le indagini, creando un delicato equilibrio tra trasparenza e riservatezza investigativa. La risoluzione del caso di Liliana Resinovic dipende dalla capacità degli investigatori di collegare tra loro gli elementi disparati che compongono questo complicato puzzle. Ogni nuovo indizio deve essere esaminato con cura, e nessuna possibilità deve essere esclusa finché non viene esaurientemente esplorata. Collaborazioni con esperti forensi, criminologi e, se necessario, con agenzie internazionali, potrebbero essere cruciali per sbloccare nuovi percorsi investigativi. Il caso di Liliana Resinovic rimane un enigma avvolto nel mistero, con molti interrogativi ancora senza risposta. La speranza è che, attraverso un'indagine approfondita e un'analisi meticolosa di ogni nuovo elemento che possa emergere, si possa finalmente chiarire le circostanze della sua morte e rendere giustizia alla sua memoria. L'attenzione continua al caso non solo onora la memoria di Liliana, ma serve anche come monito per prevenire futuri incidenti attraverso una comprensione più profonda delle dinamiche sociali e psicologiche che possono condurre a tali tragedie. Io ho lavato la macchina la settimana dopo la scomparsa. Era normale. Quando si va in bici e si porta la terra dentro. Eravamo andati domenica prima a Grado. Un bellissimo giro. Un giro che Liliana desiderava. Non mi ricordo quasi, c'ho un blackout nella mia mente, proprio. E niente, mi sono concentrato sulla casa. Claudio non fa parte della nostra famiglia, è una cosa sua, nella sua testa, nel suo cervello. Io non ho Lilli qua che mi dice, questo non lo so, non ho spiegazioni di questo, e queste sono cose che dice lui, non ho la versione di Lilli. Io sono rimasto a casa perché ho sempre la speranza che tornasse. Questo era quello che era dentro di me. Ero veramente sotto shock. Guarda, io una quindicina di giorni, forse di più, non mi ricordo quasi, c'ho un blackout nella mia mente, proprio. E niente, mi sono concentrato sulla casa. Per dare un'idea di quanto Jasmine, pur di aiutare Liliana, sia andata contro la sua stessa vita, faccio presente che 3 giorni dopo la sua comparizione a quarto grado, la figlia ancora non sapeva che lei fosse andata e Jasmine sperava proprio che la figlia continuasse a non scoprirlo. Infatti per la figlia di Jasmine non era assolutamente il caso che la madre andasse lì e la madre non tornerà a quarto grado, almeno questo mi ha detto. Come sa chi mi segue, il 26 aprile 2023 mi fu rubata una macchina fuori dallo stadio di San Siro. Ebbene, dopo oltre un anno quest'auto è stata ritrovata a Rotterdam. In ogni caso ormai appartiene all'assicurazione, quindi non tornerà a me. Volge ormai al termine il mio percorso di laurea in criminologia e per la tesi ho scelto il seguente titolo: Le nebbie di Trieste, la morte di Liliana Resinovic. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.